Palazzo dei Giganti batte cassa. A Palazzo d'Orléans sollecita il pagamento delle spese per il ricovero di uomini, donne e bambini nei centri di accoglienza della città. Spese che ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro e che il comune di Agrigento ha anticipato per conto della regione, che secondo legge dovrebbe rimborsarne fino al massimo dell'80%. Ed invece ad oggi, negli ultimi 3 anni, come denunciano i consiglieri della terza commissione consiliare Puleri, Vita, Pisane da Longi, ne ha finora riconosciuto solo il 25%. Il costo di ogni minore a spese del comune, sottolineano i consiglieri, è di circa 75 euro, con una spesa annuale di 27.000 euro, che per 110 minori attualmente in carico arriviamo ad un costo di quasi 3 milioni di euro. E fanno alcuni conti. Attualmente sottolineano il disavanzo di 2.250.000 euro, che moltiplicato per 3 anni di regresso arriviamo a circa 6.750.000 euro che la Regione non ha ancora rimborsato. Debito che pesa come un macigno sulle casse del comune e dunque dei cittadini. E si parla di apertura di nuovi centri di ricovero per minori non accompagnati, come quello individuato al Villaggio Mosè, nell'ex sede dell'ASL. I consiglieri pertanto fanno appello al commissario straordinario Luciano Giammanco di avviare attraverso l'ufficio legale del comune un'azione risarcitoria nei confronti della regione. Proposta presentata nel corso dell'ultima seduta d'aula ed approvata all'unanimità. Ed intanto anche la deputata agrigentina del PD, Maria Iacono, è tra i 43 firmatari dell'appello al Premier Renzi e al Ministro degli Interni Alfano perché venga mantenuta l'operazione Mare Nostrum. Abbiamo chiesto al governo di valutare la possibilità di mantenere Mare Nostrum, sottolinea, per motivi umanitari ed avviare un sistema di accoglienza internazionale per i rifugiati tra gli Stati membri dell'Unione Europea. L'operazione Triton, che dovrebbe sostituire progressivamente Mare Nostrum, avrà infatti finalità e modalità assai diverse e non appare in grado di garantire il soccorso in mare dei migranti che attraversano il Mediterraneo, vale a dire la ragione fondante che aveva condotto il nostro governo ad intervenire dopo la tragedia di Lampedusa. L'interruzione dell'operazione Mare Nostrum, qualora confermata, comporterebbe di fatto una fortissima limitazione delle capacità di soccorso in mare dei migranti che cercano di raggiungere le coste dell'Unione Europea, conclude la Iacono. Si è svolto ieri a Cattolica Eraclea presso l'Istituto Comprensivo Ezio Contino una tappa del percorso di integrazione socioculturale, le esperienze dei richiedenti protezione internazionale in provincia di Agrigento. L'iniziativa è inserita nell'ambito del progetto Orient Express, realizzato in collaborazione con l'Unione Europea e il Ministero del Lavoro assessorato alla famiglia della Regione Sicilia. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Annalia Todaro. È sicuramente un'iniziativa fondamentale per la crescita dei ragazzi e questa è un'esperienza evidentemente che può formarli e può sicuramente renderli cittadini del domani migliori. Hanno affrontato anche a livello curriculare i nostri alunni il problema dei migranti, anche il testo di narrativa che hanno scelto quest'anno i docenti di lettere è proprio ambientato a Lampedusa durante la tragedia del 3 ottobre, quindi sicuramente un'attività che deve essere inserita a pieno titolo tra le attività curriculari. Gli studenti della scuola Ezio Contino hanno assistito alla relazione di Emilio Agnello dell'Associazione Aquarinto che ha spiegato loro le finalità del progetto. Ma si parte sicuramente dai ragazzi un po' per cambiare e per affinare un po' più l'accoglienza, la mentalità dell'accoglienza, la cultura dell'accoglienza del nostro popolo. Ed evidentemente anche con delle testimonianze dirette, dando appunto ai ragazzi la dimensione e il racconto dell'esperienza di viaggio, si riesce sicuramente in maniera molto più efficace ad aumentare un po' in loro la sensibilità verso queste tematiche. A Cattolica Eraclea stiamo svolgendo uno degli atti conclusivi di un progetto finanziato dall'assessorato regionale alla famiglia, il progetto Orient Express, che è stato un progetto rivolto ai richiedenti protezione internazionale ed è stato condotto dall'Associazione Culturale Aquarinto, dal Centro Studi Creapolis che si è occupato della formazione e dall'ANOLF regionale ed ha coinvolto circa una quarantina di richiedenti protezione internazionale nei territori di Agrigento e di Trapani per orientare, formare e
introdurre nel mercato del lavoro. A seguire le testimonianze di due richiedenti protezione, Latei proveniente dall'Eritrea e Ubaid pakistano, che hanno raccontato le loro esperienze di vita e di come fuggiti dalla loro terra natia si stanno inserendo nel nostro tessuto sociale. Anche loro devono capire, questi immigranti come me, come arrivano, come iniziano la loro vita qua, perché quando vedono, arrivano qua, per i bambini sembra facile, ma la strada è molto difficile, quindi come sono bambini ancora devono crescere. A me mi piacerebbe crescono loro con questo interessante.